metáfora, questo paragone qua, instruendo la Chiesa di Filippo a umiliarsi. Perciò che questa lettera qua ci insegna alla nostra Chiesa che noi dobbiamo umiliarsi davanti agli altri per servire agli altri. Perché Gesù fece questo per noi. Dopo c'era o innalzare di Dio, ma io devo imparare in questo senso che io devo guardare le persone al mio fianco superiore a me. Io devo umiliarmi davanti a queste persone. Tu hai difficoltà di umiliarsi davanti a qualcuno? È perché la superbia e l'orgoglio nostro è qualcosa molto difficile. Perciò io devo imparare a obbedire e umiliarmi. Obbedire e umiliarsi. E è questo senso della camminata che c'era un perciò che Dio innalza. Ma io devo imparare all'obbedienza, io devo imparare a umiliarmi. È lì che Dio ci insegna questo principio. E è questo che Paulo stava insegnando alla Chiesa. Perciò umiliarsi a ponto di diventare servo. Gesù fece questo. Che cosa o mundo ti insegna? La mia gloria. Che cosa o mundo ti insegna? Cercare la gloria. Che cosa o mundo ti insegna? Cercare di essere visto, di essere o migliore. Che cosa o mundo ti insegna? Tutto contrário a quello che o Signore ti insegna. Gesù mi insegna a obbedienza, Gesù mi insegna a umiliarmi. E quando Gesù mi insegna questo, è qui che eu devo essere un cristiano e manifestare questo. Perciò Dio innalza gli umili, perché Dio si manifesta nella nostra vita e quando io sto soffrendo, è lì che eu mi rendo ao Signore e la mia resa che porta adesso un manifestare divino nella nostra vita. C'è un testo che mi piace tanto, che è il Salmo numero 40. Salmo 40 che dice, ó, pazientemente, che cosa dice? Aspettate o Signore. E che cosa o Signore fece? E dele si è chinato su di me e ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, e ha fatto posare i miei piedi sulla roccia e ha reso sicuro i miei passi. Quando c'è o supplicare, quando io supplico al Signore, Lui ascolta. Tu já hai percepito che tante volte nella nostra vita il Signore permette nella nostra storia una situazione molto delicata e difficile? Tu já hai percepito nella vita che tante volte tu perdi o controllo di tante situazioni della tua storia? Ma Dio è nel controllo. Dio è nel controllo. Perché Dio vuole insegnarmi a dipendere da Lui. Lui sta me insegnando a un principio di completa dipendenza da Lui. Perciò ci sono circostanze, situazioni che tu guarda la tua destra, a sinistra e non c'è più dove scappare. Non c'è uscita. E o Signore permette questo, e o Signore agisce in questo modo, in modo che io possa dipendere da Lui, e io possa mettere in pratica qua. O Signore ascolta il mio grido. Quando eu vedo questo brano, o Signore si è chinato su di me, sembra che Dio viene qua e mette il suo orecchio nella mia bocca per ascoltare il mio grido. E è questo Dio che fa tutto, è questo Dio che si china su di me per ascoltare il mio grido e adesso calmarmi, e adesso darmi un riposo. Perciò quando eu me umilho, e quando eu grido ao Signore, quando c'è o senso di umiliarmi davanti ao Signore, o Signore dice, Caio, adesso tu stai imparando la lezione. Venga a dipendere da me, e io ti innalzerò. Eu non sarò glorificato, eu non avrò un trono alla destra del mio Dio, lì è con Gesù, ma Dio mi porterà in un posto di sicurezza e mi farà camminare al sicuro. Il Dio che mi innalza per farmi vedere o quanto eu dipendo da Lui e quanto Lui agisce verso di me. E Dio non si dimentica mai della mia vita e della mia storia. Perciò quando noi stiamo passando per quella situazione drammatica, só c'è una cosa che eu devo fare: umiliarmi davanti a Dio. Tu já fatto un grido ao Signore? Tu já hai gridato ao Signore? Lui ascolta. Lui ascolta e risponde. E Lui ascolta e risponde quando eu me umilho davanti a Lui e quando eu dico, Dio, finora ho litigato anche contro di te. Ho cercato di controllare la mia vita qua. Adesso, Signore,
non ce la faccio più. Il Signore dirà, Caio, hai imparato? Vieni qua, ti porterò a un luogo sicuro. E è questo il nostro Dio. Perciò ritornare al Signore, io devo umiliarmi. Io non posso interferire in quello che Dio sta facendo nella mia vita o nella vita degli altri. Io devo umiliarmi e lasciare Dio interferire nelle vite delle altre persone e anche nella mia vita. Tu já hai percebido que ci sono tanti fratelli e sorelle che stanno passando un momento delicato? E quanto noi vogliamo aiutare? Tu já hai cercato di fare questo? Cercare di prendere un posto di Dio? E noi cerchiamo, se fosse Dio ao posto di Dio, in questo momento eu potevo fare questo e questo per sollevare questa persona. Ma Dio sta dicendo, Caio, eu estou lavorando in quella vita, in modo che quella vita possa dipendere da me. Non significa che non devo pregare, non significa che non devo abbracciare, non significa che non devo anche dare un appoggio a quella vita. Ma io devo lasciare che quella vita sia trasformata dal Signore e che possa umilhar-se davanti alla grandezza do Signore. Perciò che Dio mi insegna in tante situazioni difficili e è lì che io devo supplicare. Non litigare con Dio. Litigare eu posso, ma não dire Dio tu sei o colpevole. Eu só posso dire, Signore, che cosa tu stai me insegnando in questa area. E umilha-te davanti ao Signore. Obbedire e umilhar-se sono le due aree difficili della nostra storia, ma è lì che eu comincio a scoprire la grandezza di Dio. Giacomo 4,10 c'è un testo molto interessante su questo. Umilhatevi davanti al Signore e che cosa il Signore farà? Che cosa il Signore farà? Ed Ele vi innalzerà. Sottomissione a Dio, umilhar-se davanti a Dio, Dio manifestará qualcosa nella nostra vita che ci sorprenderà. Nós viviamo oggi una generazione che pensa di sapere tutto, una generazione che pensa che sa tutte le cose della vita e una generazione che sta si perdendo perché non si umilia. Perché il segreto della vita è imparare e imparare e imparare. Perché io non so nulla. Questo anno, quando eu ero in Brasília facendo quello, andando de chiesa in chiesa, ho vissuto una esperienza molto interessante, non so se eu já condiviso qua. Proprio in quello giorno che io stavo andando a predicare in quella chiesa, era o pastore stato eletto per essere il nuovo pastore titolare di quella chiesa. E questo pastore io conosco lui da più di 30 anni, più o meno, una ventina di anni sicuramente. E quando lui è stato insediato lì in quel culto, dopo io ho predicato, ma lui ha detto, quando sono arrivato in questa chiesa, è una chiesa grande, circa 3-4 mila membri, e lui ha detto, io pensavo di sapere tutto. Eu aveva 30 anni, 31 anni. Eu pensavo di sapere tutto. C'era un altro pastore titolare, io sono arrivato qua per praticamente instruirlo. Oggi, quando estou io diventando pastore titolare di questa chiesa, eu devo confessare alla chiesa. Io non so nulla. Io non so nulla. Oggi mi sento fragile, debole. Oggi che io sono pastore titolare, ho scoperto che io non so nulla. Quando ho visto lui dicendo quella frase, ho pensato, adesso sarà un ministero stupendo, perché lui sta dicendo, io dipenderò solo del Signore. Nella mia vita avevo un pastore, lui aveva 80 anni all'inizio del mio ministero, e lui sempre mi diceva, pastore Caio, io ce l'ho lui non c'è più adesso, più di 80 anni, ma ti dirò una cosa, io sto imparando ancora tanto, perché quanto di più apro la Bibbia, più scopro che non so nulla. È questo umiliarsi, è questo dipendere dal Signore, è questo che un nostro collo possa essere rotto, perché è il Signore che mi abbonderà di benedizioni. È il Signore che mi innalza. Perché nel momento che io mi sento pronto e preparato, eu estou dicendo, io non ho bisogno neanche del Signore. Ma è il Signore che agirà nella mia vita. Gesù si umilia. Dio lo innalza. Gesù è obbediente e Gesù prospera. Adesso chi sono io per non umiliarmi e per non essere obbediente? Perché io sto perdendo tanto della vita cercando di fare la cosa con il mio modo di pensare. Ma io starò guadagnando tanto nella vita quando io mi umilio sotto la potente mano del Signore. Gesù mi insegna questo principio. Perciò questo brano di Filippesi è per insegnarci a imparare con Gesù.
è vedere la grandezza di Gesù che si umilia. Questo testo di Filipenses è per noi. O quanto nós dobbiamo umilhar-se davanti ao Signore. Tu pensa di sapere qualcosa? Tu non sai nulla. Neanche io. Eu sempre digo, quando arrivo qua per predicare, mi sento debole, fragile. E só posso dire, Signore, è solo con te. È solo con te. Perché quando eu cerco fare quelle cose con la mia testa, crolla tutto. Ma quando eu faccio nella dipendenza do Signore, prospererà. É dependere do Signore. É o Signore che agirà nella nostra storia. Fidati di Lui, perché Dio non è passivo a un cuore umile. Dio non è passivo a un cuore completamente spezzato. Dio agirà e ti porterà in un luogo che tu non conosci ancora. Perciò Gesù ti insegna il prezioso principio di umiliarsi e Dio ti fa vedere o grandioso principio di innalzarsi. Ogni lingua confesserà Gesù. Perciò quando noi ci umiliamo, qualcosa di straordinario succederà nella mia vita. Umilha-te davanti alla potente mano di Dio. Dio vede, Dio sa, Dio agisce, Dio conosce tutto, ma Dio tocca nel tuo cuore quando tu ti umilha davanti alla sua presenza. Preghiamo. C'è qualche momento della tua vita che tu stai vivendo oggi che è critico? Umilha-te. Confessa ao Signore. Apri il tuo cuore e tu possa dire quella famosa frase, Dio, non ce la faccio più. Um cuore completamente spezzato. È lì che entra la mano do Signore e restaura. Um cuore completamente spezzato. È lì che il Signore vuole fare un grande miracolo e innalzare. Umilha-te davanti alla potente mano di Dio. Se Gesù si umilhou, anch'io devo umiliarmi. Nosso Padre, quante volte la nostra arroganza e prepotenza di pensare di sapere meglio degli altri ci porta a una sofferenza, un dolore. Ma tu ci insegna, Padre, a umiliar-se, a essere un servo. Tu ci insegna, Padre, a dipendere da te. Quante volte passiamo nella vita delle situazioni difficili, delicate, perché tu ci stai insegnando a dipendere da te. Umiliar-me davanti alla tua potente mano. Quanto questo è prezioso. Quanto è prezioso quando il mio grito arriva al tuo orecchio, o il tuo orecchio arriva al mio grito. Grazie perché tu sei un Dio che mi ama tanto, Padre. Tu non sei un Dio lontano, tu non sei un Dio infuriato contro di me, tu sei un Dio che mi ama. E nulla che io faccia possa cambiare quello che tu sei. Ma tu desideri, Padre, che io mi umilio davanti alla tua potenza, Padre, a dipendere da te. Se c'è qualche fratello e sorella che stanno passando un momento difficile qua oggi, Padre, che questo grido possa arrivare alla tua presenza e che tu possa agire, Padre, ascoltare e fare che questa gente, questo popolo, questi tuoi, oh Padre, possano camminare in un luogo sicuro. Innalza.
Gridare a Te, ó Padre, é precioso. Humilhar-se a Te, davanti a Te, é dare vita alla nostra vita. Grazie, Padre. Grazie che il nostro rapporto con Te è un figlio, è un padre, è un dipendente da Te, davanti a un Dio che può tutto. Tu sei questo Dio. Grazie. Grazie, Padre, che Tu sei quello Dio che creò tutto, che Tu sa tutto, ma allo stesso tempo Tu mi tocca, Tu mi dà un abbraccio. È questo Dio che noi abbiamo, che sei Tu. E come Anna ha detto, non c'è un Dio all'infuori di Te. Tu sei l'unico Dio. Grazie. Benedice il Tuo popolo, Padre. Benedice la Tua Chiesa. Risponde a questi cuori completamente spezzati. E fortifica, Padre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Può dare un abbraccio in te stesso? Può abbracciarti così dicendo: ah Dio, com'è bello sentire questo tuo abbraccio. Non dare un abbraccio al tuo fratello oggi, no, ma dare a te stesso. E sentire questo toccare del Signore nella nostra vita. È questo Dio che noi adoriamo. Amém, Chiesa? Qual è il cantico? Venga o regno tu. Momento di cantare, di lodare, di offerta. Umilhar-se, dependere do Signore. E come sempre diciamo, questo momento è una dimostrazione, io dipendo da Te, Signore. Solo di Te. Io mi umilio. Io mi rendo a Te. E obbedisco. Facciamo questo cantico. Momento di offerta, di decima. Questo Salva Danai, offerta missionária che noi stiamo inviando alla opera missionária. Já abbiamo inviato in Venezuela, in Angola, in Siria. E questo anno dobbiamo inviare le altre nazioni. È opera missionária, questo Salva Danai. E le altre è per l'offerta qua, della nostra opera qua in Italia. Possiamo stare in piedi? Cantiamo e adoriamo il nostro Dio. Venga o regno Tu.
ringraziamo per le decime offerte, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti ringraziamo per questa settimana che si è conclusa, Padre, e che una nuova arriva, Padre. Nel nome di Gesù, che tu possa essere presente nelle nostre case, nelle nostre vite, Padre. Che noi possiamo continuare a sentirti, Padre, continuare a sentire la tua parola, Padre, continuare ad avere questa relazione con te, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Gli avvisi, come sapete avremo 17 di ottobre, ma quella settimana che comincia il 12 a 17 di ottobre con il grande evento evangelistico qua nel Veneto. 13 di ottobre evangelizzazione per strada a Belluno, dopo l'altro giorno è a Padova, e dopo a Mestre, e dopo a Treviso, ok? Evangelizzazione di strada, se qualcuno vuole informarsi, informazioni, potete parlare con me, che io vi guido come partecipare di questo evento di evangelizzazione, e anche del coro, che sarà il 17 di ottobre, lì quello della vecchia dogana, lì, vecchia dogana penso, no? Lì vicino all'aeroporto, no? Ex dogana, no? Ok? Ottobre. Ok, tra poco i nostri ragazzi, lago, ciò. E quelli che non sono venuti al culto, voi dovete prendere l'orecchio, no? Per il lago andate, per il culto no. Prendete l'orecchio, che questa è obbedienza al Signore, ok? Ok? Convegno degli uomini, 23 a 25 ottobre, sarà a Peschiera del Garda, ok? Tu já hai fatto iscrizione del tuo marito? Ok? Non è l'uomo che fa iscrizione, è la moglie che deve inviare il marito, ok? Così, 23 a 25 di ottobre a Peschiera del Garda, ok? Le informazioni. Ministério di raccolta cibo, non dimenticare, è un appoggio che stiamo dando alle famiglie qua di Villorba. Ok, basta? Ok, gli altri qua, dolci per i bambini, sono lì, campeggio dei bambini prossimo mese, se hai fatto iscrizione del tuo figlio, ok? I battesimi 6 di settembre, ok? Faremo un culto qua al mattino e dopo andiamo tutti ao fiume, ao Piave, lì a Covolo di Pederoba, e passeremo lì un piquenique, faremo il battesimo, dopo mangiamo assieme, staremo lì con la chiesa di Belluno, Conegliano e Padova, tutti assieme, come sempre facciamo ogni anno, ok? Battesimo, se tu já hai riconosciuto Gesù come Salvatore, non sei stato battezzato, pode parlare con me, ok? Ok, leggendario, oggi stanno facendo l'altro top, sono in montagna, c'è un bel gruppo di uomini della nostra chiesa che sono lì oggi, ok? E ritorno questa sera. Va bene, ok. Basta? Grazie, buona domenica, Dio vi benedica. Ciao.